tua società ha aperto una nuova sede 2 giorni fa a Porto Empedocle. Prima c'era stata Siculiana. Qual è la prossima tappa e raccontiamo cosa è avvenuto proprio in questi giorni? Sì, la prossima tappa posso dire che sarà Licata. Diciamo, fine luglio già è prevista un'apertura a Licata. In contemporanea ci sarà un'apertura anche a Canicattì e quindi piano piano ci espanderemo, c'è un programma radicale per espanderci in tutta la Sicilia. Siamo già presenti anche nel Lazio, in Lombardia. Per questa volta abbiamo fatto un processo inverso, contrario, cioè partiamo dal sud per salire verso il nord. Di solito sono un po' le aziende del nord che scendono verso il sud. E quindi evidentemente è il sud che vince in questo caso, nel senso che appunto si inverte un po' la rotta, abitualmente si nasce al nord e poi si scende verso il sud, stavolta è il contrario, ma sarà anche perché abbiamo di fronte un imprenditore che è nato e cresciuto al sud, o no? Sì, è proprio così, perché l'attaccamento per la terra, per il sud, specialmente per Agrigento, forse perché avendo vissuto per tanti anni all'estero, io dico sempre che chi vive all'estero si radicalizza sempre di più l'interesse per la propria terra. E quindi poi ho scelto anche un organico, si può dire che c'è la sede centrale a Milano, dove c'è l'amministrazione e la presidenza, ma la direzione generale è a Siracusa, quindi l'organico è quasi tutto siciliano. Ecco, parliamo di EcoGreen, proviamo a illustrare in poche battute di che cosa si occupa e poi introduciamo un discorso che so che ti sta particolarmente a cuore, che è quello delle comunità rinnovabili. EcoGreen si occupa come una qualsiasi società di luce e gas, gestione di luce e gas, ma a differenza delle altre società noi stiamo investendo tantissimo nelle comunità energetiche. Sinteticamente spiegherò cosa sono. Sono delle comunità dove i cittadini si possono allacciare a un impianto fotovoltaico risparmiando in bolletta. Cioè invece di un impianto che si produce per esempio a Licata ne abbiamo in previsione di farne uno per la cittadinanza. Quindi metteremo a disposizione delle bollette molto più economiche rispetto a quelle della concorrenza. Cioè invece di produrre a Licata, mettere l'energia prodotta in rete e per esempio trasferirla a Milano, a Roma, si autoconsuma a Licata, quindi ci sono degli incentivi che metteremo a disposizione della cittadinanza. Quanto prima nella nostra sede EcoGreen di Licata partiranno le preadesioni. Ecco, possiamo dire, se già lo sappiamo, dove sarà la sede, così cominciamo a dare un'informazione a coloro i quali sono interessati a fare questo passaggio, a abbracciare l'offerta di EcoGreen. Sì, è in Corso Roma, non ricordo in questo momento l'indirizzo, però sarà pubblicizzata, faremo un'apertura, faremo quindi una manifestazione aperta a tutti i cittadini.